Inizia la mela che caccia sopra. E allora siamo pronti per la foto? Togliamo la mascherina, no? Sì, sì. Io direi di sì, perché poi resta questo ricordo blu. L'aggiunta, venite qua. Dai, avanti. Yes, of course. Prima aggiunta, poi I think for you. Come on. solo con l'aggiunta. Sorry, is this right? No, is. Okay. Wait for me. Smile. Smile again. Beautiful. Many pictures. Dai, Piero, Mimmo. Dov'è Giovanni, dov'è? Signor Sindaco, siamo in diretta. Sì. So, adesso lo dico in inglese così la presento a tutti i nostri Io amici. non so parlare. Non si preoccupi, non si preoccupi. Misty, we are live. We had the great pleasure to have met the mayor of Misilmeri, your ancestral town. Siamo felicissimi di avere qui queste persone che sono venute dall'America. We have the great pleasure to have you here in Sicily, Misty. Dan and Travis, dove sono gli altri? And the other. And the McCluskys. Misty, this is your ancestral town. How do you feel? I am emotional. And the mayor is here to meet you. I am so honored and so touched. Please don't cry. My cousins at home are going to see this on Facebook. Yes, we also are doing this live broadcast for your relatives in the Yes. States so they can see later. And in diretta tutto quello che sta succedendo. E allora, lo sai, due cose voglio dire. Due cose. Sì. Allora, Giuseppe Traina gli abbiamo intestato la biblioteca. Si metta là, perché si metta là, non si so metta là. Si se- metta lì. intestato la biblioteca perché- Si metta lì, si metta lì. Si metta lì, si metta lì. Così traduciamo. esatto, vedi? Giuseppe Traina abbiamo intestato la biblioteca perché anzitutto era un cultore e ha raccolto, noi abbiamo tutto il patrimonio antico, qua c'è anche il bibliotecario, tutto il patrimonio antico che è frutto di una sua passione per i libri. Addirittura si racconta che lui era talmente appassionato di biblioteche, di libri, era un bibliofilo, era talmente appassionato che addirittura anche il giorno del suo matrimonio. Aspetti, dobbiamo avere il tempo però di tradurre, se no dimentichiamo poi. So the library. Vuoi tradurre? Mettiti lì, senza mascherina, così almeno. The library of the town has been named after Giuseppe Traina, the ancestor. So we are talking about Misty's grandfather. Grandfather. Yeah. Great grandfather. And he says that he was so passionate of books that even the day of his wedding, Yes? when he ruled the day of his wedding, che cosa ha fatto? Allora, il giorno lui, Matrimonio? il giorno del matrimonio era talmente appassionato dei libri che a quanto pare lo dovettero cercare a Palermo perché aveva dimenticato che quel giorno doveva sposarsi. Ha lasciato, guarda, ha lasciato un patrimonio letterario di oltre 26.000 o 27.000 volumi che è quasi impossibile da raccogliere in una vita. Aspetti che traduciamo. Aspetti che So the traduciamo. day of his wedding, he was in a library in Palermo, and people had to look after him because he had forgot that it was the day of his You forgot the wedding. day of the wedding. E poi lui So stesso he left a patrimony of 27,000 books. 26 anni. Wow, a rich heritage. Lui poi naturalmente in vita, oltre ad avere questa passione, ebbe anche la passione per la politica. Fu
He also was a politician. lavorava in un quotidiano che era vicino all'area cattolica. I worked in a E lui newspaper. fu molto amico di Don Luigi Sturzo, che fu il fondatore della Democrazia He was Cristiana. a friend of E another partecipò- important Italian politician, who was Don Luigi Sturzo, was the founder of an important Italian political party, Democrazia Cristiana, Christian Democracy. E partecipò ai lavori della Costituente dopo naturalmente la Resistenza. E Took quindi part quando l'Italia to the diventò una works of the repubblica. Costituente, means when Italy became a republic after World War II, after the resistance. Strong, a strong E lui man. sui- Was he politician all the time? Qual è la professione principale? Politico e lui era È un autore, ma anche... Lui era un proprietario terriero, apparteneva ad una famiglia ricca, Was a la famiglia landowner. retraina era una famiglia ricca Was a e rich nobile, aveva dei figli di noble nobiltà family. e lavorava e aveva questa passione per lei. Poi was a lui, sort of noble for that time. sempre per l'amicizia che aveva con Don Luigi Sturzo, scrisse un libro che noi abbiamo nella biblioteca, non so se Enrico me ne può dare una copia, tanto ce ne sono tante. Sarebbe veramente un regalo. Sul fratello del conte Camillo Benso di Cavour, Oh, che fu, diciamo, Due to his friend with Don Sturzo, he wrote a book concerning the Il brother, fratello, Gustavo. the brother Gustavo Benso, conte di Cavour, was the brother of a very important Italian politician, who was the conte di Cavour, who took part to the unification of Italy. e lo scrisse perché lui, Gustavo, era un prete che ha He promosso wrote this quello book che fu il because cattolicesimo sociale, poi Gustavo condiviso was a e priest. portato avanti da Don Sturzo. so for those who don't know what is happening, let's explain again. We are in Misil Mary. They are watching, maybe later you. Misil Mary is the ancestral town of Misti San Filippo. She's very proud, she's excited, as you know, as you can see, to be back in the land of his ancestors, her ancestors. And we are talking about the grandfather of Misti, who was an important author, a politician, and also the mayor here in Misil Mary, il sindaco di Misil Mary. Stiamo parlando del, esattamente, 1947, 1947, 1948. ok, so we are talking about the 40s, 1947-48. Abbiamo anche una scuola intitolata a Traina, una scuola Salvatore Traina. Salvatore Traina. Quello Era un che medico, Giuseppe. un medico. Questo era un medico. So same family, I suppose, but he was a doctor, Salvatore. I don't know if he was the brother, cousin. Yes, I think I heard of him. Did they live in Palermo? E loro vivevano a Palermo. Dai, They never left Misil Mary, non se ne sono mai andati da Misil Mary. Traina's family was one of the most important. Ora vi accompagneremo nella parrocchia di San Francesco dove c'è questo dipinto. E poi Enrico, ti invito a dare una copia del libro. Devono venire in biblioteca. Sì, in biblioteca. Adesso veniamo in Sì. biblioteca, certo. questo Va è bene. scuro, piccolino. Come no? Non lo conosco. Adesso facciamo un saluto per tutti quelli di Misil. Ora vediamo se posso. Doveva venire il cognato di Emanuele Sidoti stamattina, poi non so se. Vediamo, noi siamo qui, adesso andiamo a vedere la chiesa. Nella parrocchia, E poi poi andiamo alla andremo. biblioteca. So now we move to the church where your ancestors paint. And then we move to the library to Say hello, say hello. Scusate, adesso noi questa diretta la interrompiamo qui. Facciamo un saluto a tutti gli americani. Vediamo se posso. Sì, Vediamo un attimo. Vabbè, io se mi consentite devo andare. va bene. Auguri. Vuole fare un saluto a tutti quelli di Misil Mary che se ne sono andati e sono in America, in Canada. Faccia Ecco. un saluto che noi traduciamo. Esatto. Tutta la comunità dei Misil. Esatto.
Allora, voglio mandare un saluto da questo palazzo che è il municipio di Misilmeri, è il palazzo comunale di Misilmeri, assieme a degli italo-americani. Voglio mandare un saluto a tutti gli americani misilmeresi e siciliani che oggi si trovano sparsi in tutti gli Stati Uniti, e in particolare agli americani misilmeresi, alla famiglia Traina. In particolare qua c'è una nipote, pronipote della famiglia Traina. Bellissima, tra l'altro. So grazie. Let's explain, let's translate what the mayor said. Volevamo Aspetti, che traduciamo quello che ha detto il We would sindaco. like to say goodbye to all the Sicilian people living in the States, and especially to the people who came from Misilmeri. And we wait for you guys. Guys from Misilmeri, come to Misilmeri. The mayor is waiting for you. welcome Come by back. the mayor. Yeah, come back to the homeland of your ancestors. Noi Misilmeri li stiamo aspettando, quindi Oh, and there is a gift for you. our Sicily with a castle of the symbol of Misilmeri. This is a Brava. Facciamo vedere. That is the symbol of Misilmeri. Castle that you can also Yeah. see the painting. Prickly pears everywhere. Pears, of course. And the beautiful shape of Sicily. Thank you, everybody. thank you. Really appreciate it. Thank you so much. Ci aspettiamo un momento, l'anno prossimo. We wait for you next year. I will be back. Thank you for being here, Misty. I will send my Sorry, Misty. A picture with Dan and Travis. And the mayor, of course. Okay, perfect. Bravi. Salutiamo. Okay, now it's time to discover Misilmeri, so see you in the next hours. So guys, this is what happened in Sicily. We had the great pleasure to meet the mayor of Misilmeri. Thank you Sindaco per averci accolto, per aver regalato a queste persone questo meraviglioso regalo. This is a great experience, and Misty, we are so happy Leonardo, fai una paura che aspetto to te. give this experience to you. Entra. From Ciao. Misilmeri Soul. Now we have a guided visit in Misilmeri, the ancestral town of Misty San Filippo. Would you like to say hello to your relatives in the United States? Oh, everybody, cousins, this was quite an experience. It was quite a surprise. I didn't know any of this was happening, and I am completely touched, and I can't wait to tell you all about it. So I give you the honor to say what Rosella... Sorry, Danny, did you talk? And I would like to I'd like to thank the mayor and all of all the people here at the City Hall who helped make this special. Jonka and Rosella, Grace, Especially Jonka. everybody. They worked so hard to make it a special occasion, and it is. I am completely touched. Dan, Travis, Misty, you are beautiful people and you deserve this. From the bottom of our heart, you deserve this. You're all very special people. Everybody is very special. Thank you. It's time to say goodbye. I would like to give Misty the honor to say what you usually say. Oh, yes. Okay, Annie. Okay. Love, hugs, and kisses from Sicily. Wonderful! Ciao.